Quando riapre la scuola è ormai deciso con la data fissata dal DPCM del 3 dicembre al 7 gennaio, con il rientro delle vacanze natalizie secondo il calendario scolastico 2020-2021. Il nodo è riportare in classe a gennaio i ragazzi delle scuole superiori, attualmente in didattica a distanza al 100% in tutta Italia. Il problema sono i trasporti e dunque ingressi scaglionati. Tuttavia da tenere in conto, specie per quando riaprire la scuola, è l'andamento epidemiologico che richiama alla cautela. E ieri il tavolo di coordinamento provinciale scuola trasporti istituito in prefettura ad Agrigento ha approvato il piano operativo in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza nella misura del 75%. Per garantire agli studenti della provincia di Agrigento il rientro a scuola in sicurezza, il piano prevede la suddivisione del territorio in 3 aree. La mobilità scolastica provinciale è stata organizzata in maniera tale da raggruppare, ai fini di una più efficace gestione delle linee di trasporto, gli istituti scolastici ubicati in ambiti territoriali contigui. A seguito di numerosi e articolati confronti tra tutti i soggetti coinvolti è stata condivisa la proposta organizzativa che prevede 2 fasce orarie di ingresso, alle 8 e alle 9, e uscita alle ore 13 e alle ore 14, con la previsione di servizi di trasporto svolti sia mediante l'incremento delle corse per un totale di 100 corse supplementari, sia mediante 22 autobus aggiuntivi, nel rispetto del limite del 50% della capienza dei mezzi. Le aziende di trasporto potenzieranno anche i servizi di controlli mirati nei pressi dei punti di partenza delle fermate, ove è prevista una maggiore concentrazione di studenti. La Prefettura di Agrigento avvierà un costante monitoraggio sull'applicazione delle suddette misure organizzative, unitamente a una sensibilizzazione dei servizi di vigilanza delle forze dell'ordine e delle polizie locali.